Scatman's World. Comandone veneziano, siamo nella seconda tappa del mondiale Gran Premio di Sakhir. Bahrain, ragazzi, pioggia in Bahrain, qualifica, pazzesco, ultima posizione, ho sbagliato completamente i tempi, sono uscito quando praticamente pioveva di più. Poi per Hamilton, secondo Vettel, noi partiamo 22esimi, ve l'avevo detto ragazzi, anche Grosjean disastroso comunque, forse ha sbagliato anche lui il tempo, perché comunque 15 minuti ho aspettato e mi è andata di merda. L'ho detto ragazzi, non è sempre Melbourne, ricordo che il livello è professionista, il penultimo, c'è solo Asso come ultimissimo livello, ma che veramente ragazzi cioè anche con la Mercedes dura quel livello, questo gioco no competitivo, di più ho vinto Melbourne perché è una gara per me strafavorevole e tutto, però vi avverto, cioè vincere il mondiale sarà quasi impossibile, io comunque ci voglio provare, perché sono il Come deve provare sempre. Però sarà durissimo. Ultima posizione, vediamo il tempo se piove ancora. No, prevista tempo sereno per il Gran Premio del Bahrain. Andiamo, sarà una rimonta quasi impossibile. Ma io Vai ragazzi, dobbiamo provare una rimonta epicas a un livello di difficoltà estremo. Vai. Vai che andiamo ragazzi. Gran Premio del Bahrain. Subito grande scatto del Cume. Mamma mia, non sfruttare le tirine, sto attento agli incidenti chiaramente. Mamma mia. Piccola scodata del Cume. Dai Cumendino. Siamo già settimi, Beppe. Fantastic, perfect start to the year, well done. Attenzione, siamo contro Gigi Hamilton che ha perso tantissime posizioni, Gigi. Problemi per Gigione. Qua ragazzi. Ho una paura di sbagliare. Concentration, Kume. Concentration, please. Concentration. Vai. Se ne stanno andando, ragazzi. Qua chiaramente non ho il passo gara di Melbourne. Si vede abbastanza. Non ho il passo gara dell'Australia. Ve l'avevo detto raga che non era facile. Mamma mia, sto cercando di spingere al massimo ma non ho le misure perfette. Basta ragazzi, questo gioco ancora più di F1 Challenge. Basta un attimo per sbagliare. Intanto attenzione, Hamilton prova a superare Kvyat. Dai che ne devo approfittare. Dai che ne posso approfittare. Giro record di Verstappen. Mamma mia, il Cume rischia Bravo Cume, secchiata adesso. Perfetto, bravo Cume, bravo Grosjean. Sesto posto, 6th place. No, che interno. Mamma mia, leggero contatto, ma ce la facciamo. È andata bene che non avevamo rotto niente. Cioè è andata veramente di culo. Qua andiamo lunghi. Abbiamo Ricciardo davanti, ma siamo già quinti. Bravo. Il Cume errore. Ma vaffanculo Raikkonen. Tanto problemi per Hamilton ragazzi. Dov'è Hamilton? Risuperiamo Raikkonen. Ancora uno sbaglio, Cristo santo. Oddio, forse ho problemi, non capisco la macchina che mi pende da una parte, vediamo. I primi se ne stanno andando ragazzi, i primi purtroppo se ne stanno andando. Lo sapevo che già in Bahrain cambiava la storia. Non ho mai giocato a questo livello di difficoltà ragazzi. Fastest lap di Verstappen 1.35.600. Tempi mostruosi. Ho girato 1.39 ragazzi. Disarmante per il momento. Devo darmi una leggera svegliata.
Dobbiamo svegliarci assolutamente. Abbiamo Kvyat, lo possiamo superare, gli altri non lo so. Verstappen sta volando, ragazzi. Leader, secondo Vettel, poi Rosberg, Ricciardo e via via tutti gli altri. Questi non riescono a prenderle in pieno neanche se vuoi. Beh, non devo sbagliare, 2 secondi di svantaggio da Kvyat. Mamma mia che dura che tenerla in pista, raga, ve lo assicuro, è durissima. Per Verstappen è già in fuga, signori, Mamma mia, Max Verstappen, che talento. Sto perdendo ritmo gara non proprio positivo, Non ci siamo, Beppe, non ci siamo. 8 decimi di vantaggio da Kimi Raikkonen. Vediamo se migliora un po' il giro, però sicuramente sono molto lontano dall'1.34,5 di Nicolino, 35 1.37,100. Qua si vede tutta la differenza tra le Mercedes, le Ferrari e le Red Bull e il Team Haas in termini di prestazione. A Melbourne ho fatto la differenza, qua non riesco assolutamente, però anche al sesto posto me lo tengo, ma ci può sempre essere qualche ritiro davanti. Questa curva qua mi frega tanto, dopo non riesco a prenderla in pieno, raga. Mancano 10 giri, 10 laps remaining. Niente, riusciamo a tenere su Raikkonen, bene o male, ma non riusciamo a guadagnare niente, anzi perdiamo su Kvyat. Questa è la realtà. Mamma mia, troppo lento, 4,5, mi ha perso un altro decimo purtroppo. Ah, Jesus Christ, però recuperiamo su Raikkonen, che strano, che strano. Perdiamo su una Toro Rosso ma guadagniamo su una Ferrari. Tutto molto curioso qui in Bahrain. 34, 35. Ci miglioriamo. Però perdiamo un secondo. Niente, Kvyat sta spingendo come un porco. Allora. Complimenti a lui. Complimenti al porco di Kvyat. Perché un po' porco è Kvyat, questo lo sappiamo, ragazzi. Ecco, se provo a spingere di più, questi sono i risultati. Quella curva è così. Abbiamo 1,3 di vantaggio su Raikkonen, stiamo gestendo bene sul ferrarista, ma non riusciamo a prendere il quinto posto. Questa pesa malissima, adesso c'è queste curve, però sarà dura, Sarà molto molto dura. Dai, cazzo, una bella rottura del motore per i 5 piloti davanti, no? Proprio impossibile. Ho perso ho perso tantissimo in sto giro, Ho perso veramente, veramente tanto. Dai, come sveglia, cazzo. Non un gran giro, Raikkonen lo vedo molto vicino adesso, Ma in realtà ci miglioriamo alla fine, però. Ma, e perdo un altro secondo. Siamo i nostri migliori parziali, perdiamo comunque un secondo. Abbastanza disarmante, raga. Abbastanza. Qua si vede tutta proprio la differenza del motore Haas Ferrari.
insomma del motore Ferrari e delle prestazioni del team Haas rispetto alle altre. Io non riesco a fare la differenza perché io non guido di certo benissimo, neanche malissimissimo, però neanche benissimo, e questi sono i fottutissimi risultati. Quindi ve l'ho detto, Melbourne è stato un caso, ci può essere qualche altra gara dove vado abbastanza bene, ma vincerle tutte è un po' impensabile. Purtroppo ho cannato tanto le qualifiche. Ok, ho recuperato un po' su Kimi, questo è già importante. È che perdo per esempio da Verstappen, mamma mia, perdo 2 secondi a giro forse. Ah, che giro di merda. Brutto errore qua. Qua adesso dobbiamo pensare a non perdere la posizione. Questo è l'obiettivo principale, rimanere sesti. Ai ai ai. Alla fine però è pazzesco, il mio ritmo di gara è costante. È che non è costante in positivo, però è costante. Questo è quello che posso dare qui in Bahrain, raga. Questo è il mio limite in Bahrain. Non devo sbagliare però. È fondamentale. Devo stare sempre concentrato. Mamma mia, ho guadagno molto sulle icone ma perdo ancora su Kiat. Veramente curioso. Molto molto curioso. No, Cristo, questa curva la prendo sempre di merda su ogni gioco, è pazzesco. Ma lì, mamma mia. Ecco, mi supera anche la icona, non riesco più a entrare in pista, pazzesco. 7° posto, bruttissimo errore del Kuma, veramente brutto. Devo riprendere la posizione, Dio Christiansen però. Che cagata che ho fatto, nessun ritiro per il momento. Quattro decimi ho perso in sto giro. Cerchiamo di riprendere Kimi, possiamo riprenderlo tranquillamente. Dai Kuma, la lotta continua. Sta recuperando anche Valtteri. Dobbiamo spingere al massimo, dai Kuma, non perdere contatto dal ferrarista, dal finlandese. Questa sezione niente, non mi viene bene qua. Ma dai. Sono sotto pressione ragazzi, sono molto sotto pressione. Purtroppo è così. Raikkonen se ne sta andando. Kimi se ne sta andando purtroppo. Ma porca di quella porca. Tutto per questo errore di merda. Ancora. Anche le gomme stanno consumando chiaramente. Un pochino, però non possiamo fare ste cagate, Dio santo. Non potremmo fare 18 Melbourne, no? Con 18 Melbourne sicuramente il mondiale è mio. Niente, non ce la fa a riprenderlo. Io ci provo, ma sarà durissima. Purtroppo una volta che mi superano scappano via sti figli della mignotta. E Verstappen, gara incredibile, Mamma che fenomeno ragazzi, l'olandesino. Altro che suo papà.
Niente, per il momento niente andava. Niente andava. Due secondi e 9, botta botta, sono tranquillo, salvo errori. In questa notturna in Bahrain. Mamma mia che caldo raga, un caldo asfissiante. 5 laps remaining o remaining nell'inglese puro di madrelingua comendiana. Niente, 2-3 da Hamilton, attenzione Hamilton supera Bottas, comunque gara di merda di Gigi oggi. Gara di merda di Gigione. Allora il settimo posto comunque va benissimo, non voglio perderne altro, però adesso Hamilton è furioso. Vuole recuperare l'asso inglese, campione del mondo in carica. Raikkonen se ne sta veramente andando purtroppo. Vabbè raga. Qui in Bahrain è così. Una rimonta anche troppo incredibile dall'ultimo posto in griglia. Assicuro che non è facile a livello pro. Penultimo, solo Asso, che ma Asso veramente per fenomeni biblici con una macchina così poi. E anche con la migliore. Hamilton si sta avvicinando molto adesso, Sarà dura tenerlo. Non c'è neanche problemi di tenuta. Staremo a vedere ragazzi. Gigi è vicino a un secondo. Bravo Kuma. Mamma mia, Hamilton è a un decimo. Ragazzi, Gigi è vicinissimo. Furioso Hamilton, furioso Gigi, furioso. Bloccaggio delle ruote per il Kuma. Sto tremando, raga. Cerchiamo di portarla a settima. Eravamo quinti. Cerchiamo di portare qualche punticino irridato. Qua recupero molto in questo settore. 5 decimi recuperati al porco inglese. No, Dio. Mi supera anche Hamilton, ma puttana miseria. Devo prenderlo subito, cazzo. Ma pazzo, pazzo come. E puoi entrare in pista, grazie. Ci ho provato, niente da fare. È difficile, raga, tenere la concentrazione per tutti sti giri con... Vaffanculo, ottavo, mi supera Hamilton. Ho provato di superarlo, ma era francamente impossibile. 1.35 è il mio miglior giro comunque, dai. Neanche male. Una prima parte di gara buona. Poi l'ho un po' buttata via forse, Adesso stiamo attenti a Bottas, se non possiamo perdere altre posizioni, raga. Nessun ritiro comunque. Incredibile. No. Mamma mia. Non la tengo più, Fiori, non la tengo più. Non la tengo più. Non è un bel segno, raga.
Non tengo più la monoposto. Guarda, incredibile. Forse qualche problema ai freni, non lo so. Non la teniamo più, Fioi, ma Cristo di un Dio. Problemi per l'asse del Grogi. Problemi per l'asse del Grogi. Forse le troppe frenate brusche. Meno male ti impappa i freni. Qua i freni si rompono velocemente su GP4. Mancano ancora 2 giri. Abbiamo perso 1 secondo e 3. Mamma mia il cume. Giriamo 2 secondi più lenti rispetto al nostro best. Siamo un attimo ripresi, dai. Certo la macchina non è al 100%, raga, questo è sicuro. Questo è veramente sicuro. Manca un giro e mezzo, portiamola a casa, dai. Mamma mia, qua ho dovuto frenare prima perché sennò, ragazzi, andavo in tribuna, andavo a salutare i fans, Dio Cristo. Dobbiamo solo tenere, Fioi. Siamo più lenti ormai non avevamo più le prestazioni dei primi giri. E inizia final lap come indiano e final lap per Verstappen. Giro record di Hamilton 1:34 e 112. Ma devastante Gigione, eh? Inizia l'ultimo giro. L'ultimo fottutissimo giro. Ho perso in 2 giri, ho perso 4 secondi da Hamilton. Pazzesco. Dobbiamo solo tenere adesso. Andiamo pianino e chi se ne frega. No, lunga ancora. Mamma mia, pensa a Shanghai che è la prossima. Andiamo piano, non voglio rischiare nulla, raga. Anche un ottavo posto va bene, soprattutto dopo i 25 punti incassati. Attenzione Vettel. Vettel supera Verstappen nell'ultimo giro. Incredibile, incredibile. Vince Vettel, pazzesco. Incredibile, perde la posizione. Attenzione, Verstappen ha problemi. Verstappen ha problemi. Verstappen ha problemi. All'ultimo, se non ci credo. A rettilineo, guardate, è fermo. È fermo, ragazzi. Carburante. Ha perso il carburante Verstappen e recuperiamo una posizione. Yes, bandiere gialle. Ciao Verstappen che lo stanno portando via e si arriva a settimi. Yes. Che culo, povero Verstappen all'ultimo giro. Buon settimo posto. Cazzo, anche la Ferrari ha problemi proprio prima dell'ultimo giro. Che sfiga, oh. Grandi, raga, grandissimi. Verstappen, carburante, out. Ecco, raga, vediamo la classifica. Il cume c'è, per fortuna, dai, ci siamo. Incredibile Verstappen all'ultimo giro, finisce il carburante proprio nel rettilineo finale e perde la prima posizione. E il cume gode abbastanza, anche se mi dispiace per l'olandesino che meritava la vittoria. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!